Eccoci qua amici, il mio più cordiale buon inizio anno, anche se un po' di ritardo, però alcuni giorni di ritardo, esattamente 6 giorni di ritardo. Adesso ho avuto la disponibilità di poter intervenire con questa nuova diretta per salutare tutti i miei follower che mi seguono sul mio canale. Quindi un abbraccio va per tutti quanti voi, augurandovi una felicità immensa di un nuovo anno per tutti quanti voi, va bene? Quindi un carissimo, carissimo abbraccio a tutti. Ecco qua, abbiamo controllato se si sentiva l'audio, quindi si sente. Ed iniziamo questa bellissima diretta con tutti quanti voi che seguite questo meraviglioso canale, questo meraviglioso canale. Io spero che l'anno appena da una settimana, appena iniziato, sia un anno sereno per tutti, che quando prima torniamo alla normalità di questo Covid che ci sta un po' martellando un po' a tutti, ma quello che ci sta martellando di più non è tanto il Covid-19, ma diciamo le cose che ci stanno creando zona rossa, zona gialla, zona bianca, via via via. Quindi non si capisce più niente. Ci stanno mandando al manicomio e quindi la TV che bombarda con le notizie che riguarda il Covid, il vaccino e via 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 via. Io non mi azzardo a darvi dei consigli validi per quanto riguarda sia il vaccino sia il coronavirus. Non mi azzardo perché qua siamo diventati in una maniera squallida che chi capisce un po' di più o dà consigli in merito di come la pensa, viene subito chiamato no vaccino, non negazionista e via via via. Ormai mettono le parole adatte a ogni forma e ogni detto del nostro cammino di vita. Tanto per dirne una, prima le prostitute si chiamavano prostitute, oggi non più, e quindi cambiano i nomi, cambiano le cosiddette anomalie. Se credi in un qualcosa che hanno fatto il possibile di non farti credere, sei diverso dagli altri. Quindi siamo in un mondo particolare, in un mondo tutto strano. Ripeto, prima le prostitute si chiamavano prostitute, ma non più. Quindi non si riesce più a capire niente. E ci dobbiamo attenere a quello che il nostro padrone, io così lo chiamo, il nostro Stato italiano, il nostro padrone che ci comanda e ci dice quello che dobbiamo fare,
quello che non dobbiamo fare. Oggi le prostitute chiamano escort, escort. Mamma mia. Non credi nei vaccini oppure non credi il coronavirus? Negazionista, negazionista. Sei contro i gay? Omofano, emofano. Cioè allora, ti marchiano, quindi oggi conviene a fare il fessacchiotto? Sì, si dice dalle mie parti, il maiale è tuo e lo gestisci come cacchio vuoi. L'unico modo per campare 100 anni, amici miei, credetemi. Ciao Emma, buongiorno, buon anno pure a te. Tutto a posto, Emma? Che si dice? Tutto bene? Quindi questo è tutto il discorso. Purtroppo la televisione, poi non ne parliamo, sta bombardando morti di qua, morti di là, centinaia di morti di qua, centinaia di morti di là, bombardano ovunque, quindi la televisione sta massacrando psicologicamente le persone, quindi le persone stanno andando in depressione per la paura che gli viene imposto, quindi di che vogliamo parlare? Amici miei, allora, ma se un mondo si comporta così, a credere quello che dicono in televisione per impaurirvi, ma di che cosa vogliamo parlare? Ciao Leda, buon anno anche a te Leda. Sì, grazie, l'abbiamo passato in casa e tutto bene. Mi fa piacere, Emma, mi fa molto molto piacere. Quindi la televisione purtroppo bombarda il cervello alla povera gente, ma è la stessa povera gente che segue Barbara D'Urso, che segue il Grande Fratello, quindi il popolino è quello che si fa massacrare mentalmente, ok? Quindi tanti di voi siete depressi, state andando in depressione, tanti di voi non vi sentite bene mentalmente, tanti di voi sono la rovina del Covid-19, perché in tanti di voi, come avete un po' di raffreddore, vi andate a fare il tampone, vi andate a farvi segnalare, è chiaro? E quindi aumentano sempre i casi, aumentano sempre i positivi e via 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 via. Questo è il come la vedo io, ok? Il come la vedo io. Tutto qua. Poi ognuno faccia quello che vuole, ognuno la vede in un certo modo. Sì, ci chiuderanno ancora in casa. Io dico di sì perché se non raggiungono l'obiettivo di come la vedo io, attenzione, attenzione, di come la vedo io, voi mi fate le domande, io vi rispondo. Allora ci chiuderanno ancora in casa. Ok, finché non raggiungono, secondo il mio modesto parere, finché non raggiungano il loro obiettivo di iniettare 3 vaccini ad ogni essere umano, ci chiuderanno sempre in casa. Ci chiudono, ci lasciano, ci chiudono, zona rossa, e cominciano, o meglio Dio, continueranno a impaurirci, ad allarmarci, quindi allarmismo, finché non raggiungeranno il loro obiettivo dei 3 vaccini. Intorno a questa situazione girano soldini, amici. Questo è di come la vedo io, attenzione. Io il vaccino lo voglio fare, lo dico apertamente a tutti. Voglio vaccinarmi quando verrà il mio turno, però mi devono dare una spiegazione. Io voglio capire
perché io, se mi voglio vaccinare, devo firmare una responsabilità mia, dove io mi assumo ogni responsabilità del vaccino. Perché devo firmare? Perché se vi dovete fare il vaccino dovete firmare la vostra responsabilità. La responsabilità, se succede qualcosa, è tutta vostra, è tutta mia che mi faccio il vaccino. È quello che a me non mi dà pace, quello che a me mi dà fastidio, è quello che a me impaurisce. Dico la verità, non tanto il vaccino, ma perché devo firmare? Perché lo Stato italiano si salva il culo e mi dà a me la responsabilità? Perché non metti il vaccino obbligatorio a tutti, obbligatorio? Perché? Perché poi se qualcosa va storto la responsabilità è sua, penso, da ignorante che sono. Leda dice siamo tutti stanchi e stremati, la gente comincia a uscire fuori di testa. Sì, sono d'accordissimo con te. Se non si muore di coronavirus, si muore di stress, di infarto, victus e via via. Tanto, anche se si muore di infarto, loro fanno risultare che sei morto col coronavirus, tanto. E lo stiamo vedendo. Non ci sono più morti di infarto, di victus, non ci sono più morti di tumore, sono scomparsi. Chiaro? Quindi, non lo so, il popolo finché è ignorante, io non lo so. Questo è tutto il discorso. Non è arrivato l'ora che ci dovranno dire la verità, cioè io non tante cose non tornano, non lo so, tante cose non tornano. Ditemi voi, io la vedo così, poi ognuno la vede in un modo. Chiaro? Allora, ma siamo qui anche per effettuare i primi consulti di veggenza, quindi se volete sapere qualcosa basta inserire nella chat la vostra data di nascita e fatemi la domanda di cosa vogliamo trattare. E vi sarà data la risposta dal sottoscritto. Ok? Allora, vediamo un poco. Occhi Verdi, buongiorno. Occhi Verdi 90, sì, buondì. Troverò lavoro? Ecco, l'epidemia del 2020, prendiamo un po' di carte per analizzare, l'epidemia del 2021. Allora, data di nascita e a chi lo dice Occhi Verdi? È un'epidemia fatta molto bene, molto bene. Ognuno crede quello che vuole, attenzione. Certamente io non mi faccio bidonare da nessuno. La mia vita non me la faccio gestire da nessuno, la mia libertà è mia e non me la faccio gestire da nessuno, né da Giuseppe Conte, né da nessuno. Faccio attenzione, porto la mascherina quando esco, mantengo la distanza di sicurezza, faccio quello che cacchio mi pare. E vabbè, Occhi Verdi, fatela gestire, io non me la faccio gestire, anche perché la vita è una sola, se muoro io un'altra volta non nasco.
Allora, vediamo se trovi lavoro, vediamo subito. Occhi verdi, ascoltami bene, troppe promesse, troppe persone che bla 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 parlano a vuoto, che tanto promesse, ti dicono, fanno, non è vero niente. Io ti posso garantire quello che dico, te lo metto per iscritto perché sono un veggente, non sono uno qualsiasi. Io ti posso garantire che lavoro lo troverai, un lavoro che ti gratificherà e lo troverai entro e non oltre il mese di maggio. Garantito. Entro il mese di maggio tu troverai lavoro. Questo te lo posso confermare. Ok? Quindi sarà un lavoro fuori dal tuo paese, dalla tua città, dove vivi. Quindi non ti preoccupare, troverai lavoro, garantito, te lo auguro, con tutto il cuore, anche perché io porto fortuna ad altri, quindi mi auguro che sia così, che porti fortuna anche a te, va bene? Allora, ritornando al discorso, questo non te lo so dire, però troverai lavoro. Ritornando al discorso di prima, noi siamo come gli schiavi di una volta, siamo diventati schiavi del 2021, non quello del Medioevo, ma schiavi del 2021. Siamo poveri schiavi. È chiaro? Sì, padrone, oggi non esco, domani è zona gialla, sì, padrone, domani qua faccio 4 passi. Dopodomani non devi uscire dal tuo comune. Sì, padrone, sì, padrone, sì, padrone. Ok? Questo siamo diventati. Zero. Una nullità di esseri umani. Una nullità di esseri umani. Ed è un anno che stiamo giocando sotto a questo aspetto. Un anno che stiamo giocando, sperando che finirà quanto prima, sperando solo che finirà quanto prima. Allora, da dove mi stai seguendo? Occhi Verdi, dove ti trovi tu? Qual è la tua città? Grazie. Leda 3 dice quale sarà il risvolto di tutto questo, la situazione non la vedo bene. Il risvolto di tutto questo io la vedo peggio di te e posso garantirti che questa situazione andrà avanti per un bel po'. Poi io ho fatto le previsioni, se voi guardate il video qui sul mio canale, le previsioni del 2021 che ho fatto io, lì trovate quello che dico. Quindi la situazione è che finirà tutto, ma nessuno ce lo dirà. Devono raggiungere il loro obiettivo. Tutto qua. E quella è la verità, ragazzi, garantiti. Io non voglio essere né negazionista, non voglio essere né un allarmista, no. Io dico ciò che vedo da sensitivo che sono. E io la vedo così. Andrà avanti fino alla metà dell'anno, una volta che hanno raggiunto il loro obiettivo, dopodiché tutto finirà senza che nessuno ci dirà qualcosa. Un attimo rispondo al telefono.
Scusatemi, ma lavoriamo anche a telefono in privato, quindi... Allora, vediamo un po'. Cleo, mi guardi tra me e lui se succederà qualcosa di bello. Tu sei sempre in attesa, Emma, eh? Sei sempre in attesa che succeda qualcosa di bello. Lo dobbiamo comprare questo qualcosa di bello. Vediamo allora. Allora, vediamo 1 del 74, 88. Ma vedi, Emma, io di bello non so cosa intendi. Cosa intendi per qualcosa di bello? Perché io qua vedo che ci sono momenti alti, bassi. Sei tu una confusionaria che non sai nemmeno tu cosa vuoi. Cosa vuoi da grande? Sei molto confusa. Ehm, Tra te e lui c'è come un muro di mezzo, c'è come un qualcosa che non vi fa legare bene insieme, capito? E questo è tutto il discorso. Quindi non succederà niente, niente di bello. Sei tu che devi seminare per raccogliere. Se semini semi belli, nascono fiori belli. Se semini semi brutti, cattivi, escono fuori dei fiori non buoni. Chiaro? Penso che sono stato chiaro, chiaro, chiaro. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Chiunque di voi può scrivere quello che vuole sapere. Allora, sì, ho sentito il tuo video. Ok, grazie carissima Leda. Allora, per le persone che si affacciano in questo istante, potete tranquillamente, dico tranquillamente, iscrivervi a questo canale, non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche, così potete ricevere la notifica non appena io sarò in diretta o vado a fare un nuovo video. Ok? Prego Emma, a disposizione, figurati. Poi io dico sempre che nella vita bisogna pensare a positivo per raccogliere positività. Questo è il mio motto, perché la positività esiste come esiste la negatività. Ogni persona ha una fonte di energia negativa come una fonte di energia positiva. Ogni persona ha una mente a parte, come si usa dire. Lì da maestro, è tutto finito con lui? Vediamo subito se è tutto finito oppure no. Per tutti coloro che invece vogliono una spiegazione per quanto riguarda un ritorno d'amore, ecco, dopo gli darò spiegazioni in merito, andiamo prima ad esaudire l'amica Leda. Allora, Leda non è mai iniziato, nel senso che è stato un rapporto consistente e meno consistente. Sta persona non ti ha mai dimostrato, non ti ha mai dimostrato quello che tu avresti voluto,
oddio, è iniziato il rapporto, ok, è finito per il non capirsi, sia per un po' per il tuo carattere, ma anche perché lui è un povero malato di donne, scusami se lo chiamo così, me lo devi perdonare, è un malato di donne, quindi oltre a te ha sempre avuto un'altra, quindi una terza persona, è quello che ha fatto traboccare un po' il vaso. Va bene, quindi io ti dico che tra te e lui è finita, sì, è finita, però verrà un giorno dove lui cercherà di riconquistarti, ma solo per scopo, per uno scopo di materialista, non so se mi spiego, capito? Quindi questa è la realtà. E diamo spiegazioni per quanto riguarda un ritorno oppure un legamento d'amore. Esistono, esistono. Io sono un ricercatore delle scienze esoteriche, un ricercatore di antichi rituali, ritualistica del passato. Tra questi rituali, quelli che mi hanno colpito di più, e io ne posseggo alcuni, è quello delle streghe, le famose streghe di Benevento, in antico tempo, perché ho trovato assolutamente positive dopo alcuni, diciamo, lavori effettuati e avuto riscontri positivi. Quindi i ritorni d'amore come legamenti d'amore esistono. Se volete saperne di più, potete trovare i miei link qui sotto a questo video, dei link dei miei forum dove trovate le tantissime testimonianze di lavori risolti e via via. Però vi chiedo umilmente, le persone schizofreniche, non rivolgetevi a me perché non voglio avere a che fare con persone schizofrenici. Perché dico questo? Perché si rivolgono a me alcune volte delle persone, delle donne che io le dico di comportarsi in un modo e loro si comportano in un altro. Persone che io gli dico di non chiamare nella fase lavorativa, quando io faccio un lavoro, do consigli e dico tante volte non chiamare alla persona amata. Se sto facendo io il lavoro, aspetti che sia lui a chiamare te, se no che senso ha? Questi sono i consigli che spesse volte ho dato ed tante volte da qua entra e da qua esce. Si mettono al telefono bla bla bla, a fare gli squilli, a mandare messaggi vocali su WhatsApp, a creare fastidio all'innamorato, all'ex innamorato. È chiaro che quello ti manda a fare in culo. Scusatemi, io parlo diretto perché amo farmi capire. Quindi, ecco perché dico, voi persone schizofrenici non rivolgetevi a me perché con voi non ci voglio avere a che fare. Con me devono avere a che fare persone che mi seguono, persone che mi seguiranno durante una fase lavorativa. Se vi dico non chiamate l'innamorato, non lo dovete chiamare. Mi è successo pochi giorni fa, prima di Natale. Ho un lavoro che ho iniziato con una mezza pazza, io gli ho detto di non chiamarlo
di lasciarlo perdere, di non mandargli messaggi vocali, che sarebbe stato lui a farsi sentire. Lei l'ha bombardata di telefonate e di messaggi vocali con una scusa o con un'altra. Addirittura ha preso la macchina e è andato dove lui abitava, andare a vedere se stava con un'altra donna oppure no. Quello stava con un'altra e gliel'ha rinfacciata creando casini, non vi dico. Siamo arrivati a un punto che ho detto: senti, non voglio avere a che fare più con te, gli ho dato la metà del denaro versato per il lavoro indietro, purché non ha più a che fare con me. Perché, ripeto, con le mezze pazze non ci voglio avere a che fare. Con me devono avere a che fare persone serie, persone intelligenti, persone col cervello, persone che seguiranno i miei consigli. Solo così posso portare ai vostri piedi la persona amata o il vostro ex. Solo così. Se no, gentilmente rivolgetevi ad altri. Rivolgetevi ad altri. Voi mezze pazze, rivolgetevi ad altri. Rivolgetevi ad altre persone, altri operatori. Questo regalo fatelo ad altri operatori, non a me. Io voglio la tranquillità, la serenità quando vado ad effettuare un lavoro. Questo sono io. Bene, bene, bene. Allora, detto questo, vediamo chi desidera avere una consulenza di veggenza o sensibilità. Vediamo, vediamo, vediamo. Tutti potete partecipare, non dimenticate di iscrivervi al mio canale, fatelo perché è importante, e non dimenticate di attivare la campanella delle notifiche perché solo così potete ricevere una notifica per un nuovo video. Continuate a seguire il mio oroscopo settimanale perché veramente lo preparo con tantissimi sacrifici. Il mio oroscopo, come avete visto questa settimana, ho creato l'oroscopo con la mia veggenza, quindi l'ho preparato veramente con sacrifici in certi orari planetari e via via. Quindi il mio oroscopo si rispecchia a ognuno di voi, fatto con amore e professionalità. Quindi chiunque di voi può andarlo a sentire su questo canale. Se invece volete una veggenza in questo momento potete chiederla, basta darmi la data di nascita e il problema da capire. E andremo a trattare proprio quello che è il vostro problema. Ricordatevi che esiste tutto, esiste il bene, esiste il male, esistono le energie negative come esistono le energie positive, non l'ho create io, ma esistono da che mondo è mondo. Quindi se avete bisogno di me, fatelo in questo istante. Se volete parlare invece di altre situazioni che riguardano appunto cose che riguardano la mia ritualistica, allora potete chiamarmi in privato posso dare spiegazioni riservatamente, quindi potete chiedermelo con tranquillità. Va bene? Allora, vediamo un po'. Salutiamo tutti coloro che si affacciano, a tutti coloro che mi seguono su questo mio canale, augurando a voi veramente tanta felicità, augurando a voi
augurarvi una tranquillità unica, perché oggi la tranquillità manca e augurare a una persona la tranquillità è oro, è oro. Quindi io vi auguro tantissima tranquillità, prosperità e benessere. Continuate a seguirmi e che dire, siamo qui ancora un po' per soddisfare le esigenze esoteriche di chi mi vuole chiedere qualcosa. Fatelo con tranquillità, non ci sono problemi. E mettiamo un po' di musichetta. Bene, allora, vediamo un po' cosa dice Emma. Ti posso chiedere, siccome dovrei fare degli esami, mi potresti dire se vedi qualcosa di grave? Allora, per quanto riguarda la salute, io non posso effettuare alcun controllo, però ti dico se ti devi preoccupare oppure no. Va bene? Vediamo un po', non ti preoccupare. Mica da fu tampone, no? Mica ti devi fare il tampone, no? Perché qua io vedo che come avete un po' di raffreddore, subito vi fate il tampone. Anche te sei una persona sincera. Grazie, Elena. Questo sono io, sono me stesso. Non amo portare una maschera e amo essere me stesso. Vediamo un po' se ci sono preoccupazioni. Dai, Emma, vediamo. Un attimo che controllo. No, sinceramente non vedo niente da preoccupare. C'è qualche piccolo problema, ma non è tanto preoccupante. Quindi questa è una cosa anche a livello di, non vorrei sbagliarmi, ma vedo anche dei controlli a livello di ginecologia. Non so se sono gli stessi o sono altri che dovresti effettuare. Però il totale, il tutto non è così preoccupante, quindi vai tranquilla con serenità. Ok? Carissima Emma. E abbiamo accontentato anche Emma. Allora, vediamo un poco.
Siamo ancora un altro poco insieme. Tranquilla, tranquilla, vai tranquilla. Vai tranquilla, questo lo posso garantire, vai tranquilla. C'è un piccolo problema, ma è irrisolvibile. Prego. Allora, io ogni tanto mi affaccio perché ci tengo a voi iscritti a questo canale, quindi anche se non mi affaccio tutti i giorni per motivi di lavoro, questo è l'unico motivo, per motivi di lavoro non mi affaccio, però come posso, come vedete, mi affaccio per salutarvi a tutti voi. Io che dirvi, spero che nel mio piccolo vi possa soddisfare nel migliore dei modi e dico sempre chi vuole capire di più su di me può tranquillamente cliccare sotto a questo video, ci sono i link dei miei blog dove lì trovate tutto di me, testimonianze di persone che hanno avuto a che fare con me, trovate tutto. Poi su YouTube, se volete vedere tutti i miei video dal 1979 a oggi, 40 anni di attività, potete trovare tutti i miei video se scrivete su YouTube il Santone di Avella, lì escono fuori tutti i miei video. Ciao Angelo Ferrara, che piacere leggerti. Angelo, mannaggia, stai anche tu iscritto al mio canale, che piacerone. Amici, dovete sapere che questo amicone Angelo Ferrara di Casoria, Napoli, mi segue da una vita, è vero Angelo? Da tantissimi anni, eh? E mi sembra che Angelo nel passato ha fatto anche qualche vincita all'otto con il sottoscritto, con i miei numeri. Vero Angelo? Ricordo bene. Ti auguro veramente tanta felicità, Angelo. Tanta felicità con tanta prosperità e benessere. Dovete sapere che io alcuni anni fa facevo delle trasmissioni televisive dove davo dei numeri all'otto e ho aiutato tantissime persone, però questo quando ancora non imbrogliavano, quando ancora facevano vedere l'estrazione dell'otto in TV, quando c'era ancora il bambino
che andava a prendere i numeri dal panariello, dal cesto. Oggi invece non fanno vedere più niente, fanno tutto a modo loro e imbrogliano come più è possibile, perché ragazzi, oggi con l'era del computer, con l'era di internet, basta cliccare un pulsante e fanno uscire i numeri che vogliono, i numeri che non sono stati giocati. Quindi oggi il più cretino è quello che gioca all'otto, il più imbecille è quello che gioca all'otto, perché ci pilotano, possano far uscire i numeri che vogliono e quindi le vincite ve le potete dimenticare. Solo il gratta e vinci c'è la possibilità di vincere perché quelli sono stampati con una sola vincita all'interno, beati chi la acchiappa. Tati Tati, buongiorno, buon anno anche a te, ben entrata Tati Tati, è la prima volta che leggo il tuo nome, penso che tu sia una nuova iscritta e quindi mi fa molto piacere. È chiaro, quindi invece prima c'era il famoso Panariello a Napoli, sull'estrazione di Napoli, a Napoli c'era il bambino che buttava mano dentro al panariello, al cestino e tirava fuori i numeri. E quindi quello era il vero lotto. Oppure lo facevano vedere in TV ultimamente quando facevano l'estrazione. Ah, ecco, Tatiana, hai cambiato nome. Quindi oggi non più, oggi l'estrazione all'otto non li fanno vedere quando la fanno. Noi non sappiamo niente, è tutto oscuro, dobbiamo fidarci di questi poveri imbecilli che ci gestiscono. E doppio imbecilli sono quelli che giocano, perché oggi con l'era di internet basta cliccare un pulsantino e fanno uscire i numeri che non sono stati giocati in Italia. Schiacciano un altro pulsantino, sanno quali sono i numeri giocati. È chiaro? Prima no, prima quando si giocava a carta e penna, all'ultima ora dovevano portare le ricevute alla base e loro poi andavano a controllare. Ecco perché prima, quando io facevo le trasmissioni all'otto, ho fatto vincere tantissime persone. Tantissime persone hanno vinto con i miei numeri all'otto. Oggi, quando mi chiedono dei numeri all'otto, io non li do, dico no. A che servono? È una barzelletta, no? Quindi, amici miei, siamo diventati zero. Zero. Ci pilotano come vogliono, ci plagiano come vogliono e quando vogliono. Hanno capito che il popolo italiano è un povero ignorantone, è un povero illuso che fa tutto quello che loro dicono. È chiaro? Questa è la verità. Eh sì, Tatiana, prima era diverso perché c'erano meno informazioni, non c'era internet, non c'erano i telefonini. Oggi invece, con l'era dell'avanzata tecnologia, fanno tutto quello che vogliono e quindi noi siamo solamente dei poveri illusi. Siamo illusi perché siamo delle persone che pensano di essere intelligenti, ma siamo una banda di ignoranti. Siamo diventati degli schiavi.
Schiavi moderni, ma siamo degli schiavi, ricordatevelo. Noi siamo degli schiavi moderni, schiavi moderni dell'epoca 2021. Siamo schiavi dell'epoca 2021. Sì padrone, sì padrone, sì padrone. Quindi dobbiamo aspettarci il peggio. Dobbiamo aspettarci il peggio. Ormai ci tengono nelle mani e ne fanno ciò che vogliono. Questa è la verità. Tatiana dice: io sono romena e sono cresciuta con un regime di Ceausescu, quindi so come si viveva, era meglio adesso. Ah, era meglio, adesso non più. Sì, perché eravamo tutti uguali, capito? Se c'era fame per tutti, se c'era ricchezza c'era per tutti. Allora, prima c'era la famosa dittatura, oggi dicono che non è così. È una dittatura moderna questa. Con l'avanzare dei tempi è una dittatura moderna del 2021. Io la vedo così perché diversamente non potrei dire, perché amici, io non mi sento più libero, io non mi sento più sicuro in casa mia, io non mi sento più sicuro di andarmi a fare quattro passi, non mi sento più sicuro andarmi a fare una passeggiata, non posso andare più a mangiare a un ristorante, non posso più andare a prendere un caffè al bar, non posso più... Mi hanno tolto la libertà. Mi dite che vita è questa? Che vita è questa? Voglio morire di Covid, così, una volta e per tutte, mi tolgo di mezzo. Questo è il mio pensiero, scusate, se no, che vita è questo? Io che vita faccio? È chiaro? È quello che la vedo in questo modo. Ci hanno tolto tutto. Dice, vabbè, ma quello è pericoloso, il Covid è pericoloso, si può morire. E se proprio devo morire, amici miei, ma è un anno che stiamo facendo questo giochetto, il gioco delle tre carte. È un anno che stiamo facendo il gioco delle tre carte. Apro, chiudo, apro, giallo, rosso. Cioè, io non ci capisco più niente, sinceramente. Dice Tatiana, e così c'era lavoro, avevi da mangiare, è un lavoro, avevi una casa tua, non come ora, era così davvero. Sì, era così davvero. Oggi non si vive più, ma si sopravvive. Non si vive, ma si sopravvive. Quindi ditemi voi che vita è questa? Quindi se io non posso farmi una passeggiata, se io non posso andare a mangiare una pizza al ristorante con mia moglie, se io non posso andare a prendere un caffè al bar, c'è. Che campo a fare? Che vita è questa? Non ho libertà, non c'ho un domani, non c'ho un oggi, non c'ho un dopodomani. Da un anno. Che regime è questo? Lo voglio sapere da voi. Mi sapete dire che regime è questo? Mi sapete dire che gioco stanno facendo? Che gioco vogliono fare? Cioè, io non ci capisco più niente. D'accordo che esiste il coronavirus, d'accordo che siamo
impauriti, sì, esiste, ok, ma non come ci stanno facendo credere. Allarmismo assoluto. In TV dove quale canale gira, senti parlare solo di Covid e di vaccino, dalla mattina alla sera, in H24. È chiaro? Quindi le TV sono gli unici che stanno guadagnando perché lo Stato italiano ha distanziato del denaro per far dare notizie alle TV e ai giornali. Questa è la verità. Non lo dico io, ma lo dice la gazzetta ufficiale dello Stato italiano, non lo dico io. Questo è tutto. Allora, io cerco di stare in pace con me stesso, cerco di stare tranquilla, ma è difficile. È difficile veramente, credetemi, è difficile. Perché poi passano i giorni, passano i mesi, passano gli anni. Ora il vaccino, ok, il vaccino, ripeto, lo voglio fare anch'io il vaccino, ma se mi garantiscono i risultati, perché qua non garantiscono ancora niente, non sanno che c'è. Se si fa il vaccino e si continua a camminare con la mascherina e il distanziamento assoluto. Quindi io per farmi il vaccino mi devo firmare e devo prendermi la mia responsabilità di farmi il vaccino, quindi io mi dovrei assumere tutta la mia responsabilità e firmare per potermi fare il vaccino. Quindi voglio dire, cioè io firmo la mia condanna, se mi va male io firmo la mia condanna, fatemi capire. Allora perché lo Stato italiano non mette il vaccino obbligatorio? Obbligatorio, il vaccino per tutti obbligatorio, perché non lo fa? Perché non vuole assumersi la responsabilità? Io sinceramente non so che devo fare con sto vaccino, non so cosa devo fare, se farmelo o non farmelo, sto nell'incognito. Sì, ho paura, dico la verità, ho paura perché mi fanno aver paura. Chiaro, mi fanno aver paura perché loro mi fanno assumere a me la responsabilità, quindi non loro. Allora, dice lei, ho ascoltato Montesano Del Debbio, la pensa anche lui così. E vabbè, è chiaro che, amici miei, scusate un attimo, ma da che mondo è mondo, uno più uno fanno sempre due, uno più uno fanno due, uno più uno fanno due, uno più uno fanno due, non fanno tre. Quindi è la realtà. Cioè, io per poter farmi il vaccino dovrei leggere tutta una pappardella di carte così, leggerle e firmare una carta che dice io sottoscritto mi assumo ogni responsabilità del vaccino, dell'eventuale contraddizione, bla 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 bla, e devo firmare la mia responsabilità. Scusate, ma se il vaccino serve per salvare le persone dal coronavirus, perché lo Stato italiano non lo mette obbligatorio a tutti, grandi e piccini? C'è un motivo perché non lo fa. Poi, se io devo prendere un treno per andare a Milano, devo avere un certificato che mi ho fatto il vaccino. Se devo andare a mangiare a un ristorante, devo avere il certificato. Cioè, fatemi capire, è obbligatorio o non è obbligatorio? Allora,
Siete una banda di incapaci, una banda di incapaci, veramente una banda di incapaci. Siete bravi solo a impaurire le persone. È chiaro? Allora, io aspetto. Se proprio lo devo fare il vaccino, lo faccio per essere più liberi. Poi come mi va, che devo fare? Quello che mi succede, succede. Che devo fare? Questa è la verità. Amici, questa è la verità. È inutile che ci andiamo torno torno. La verità è questa. Punto. Queste sono le mie idee. Scusatemi se possono essere pure sbagliate le mie idee, eh? Possono essere pure sbagliate le mie idee. Ma la mia idea è questa. Ripeto, uno più uno fanno sempre due, non fanno tre, non fanno quattro. Sia ben chiaro. E va bene, amici miei, ci salutiamo qui. Io cercherò di affacciarmi qualche altra volta perché è bello dialogare, perché ci hanno tolto pure il dialogo, ci hanno tolto anche il socializzare tra di noi, ci stanno a mettere uno contro l'altro, credetemi, ci stanno a mettere uno contro gli altri, ci hanno tolto il socializzare, perciò non va bene. E io cerco di affacciarmi appunto per socializzare con voi, tenervi un po' di compagnia. Spero che vi abbia fatto piacere questa mia entrata nel mio canale. Vi auguro a tutti voi un mondo di bene, tante cose belle e riguardatevi, amici miei, riguardatevi, portate sempre la mascherina, continuiamo a dire sì padrone, sì padrone, sì padrone, continuiamo così. Poi non so dove ci vogliono portare, come vuole il nostro Signore. Un abbraccio a tutti, un bacio forte e statemi bene ragazzi.